E buonasera a tutti, visti voi, te novella di oggi, di 23 del suo mese di Triula, già due messa e 20 chimbe, bene, come intendiamo sempre questo mese, pure che lo sembra companzane, va bene, dai. L'importante è essa salute, e dimos come si presenta sa di oggi, si presenta in questa maniera, dico oggi, chi intrese nughedda, minorella di no cammano manca, sopra de buono cammino, e poi su quello, resti su quello tutto perfettamente libero, ecco, questa è una cosa da posare a corso, sentire sempre Saturre, proprio, giusto, Saturre, beh, sa pala eolica, in piso a Palaniede, insomma, dai no che la vederne bene, giranne che battono un maiolo che mi impedite, ma è proprio in dai innanti il mio, ed è in dai innanti da Saturno, proprio dritto e non vedo la fotografia. Già. Bene, andiamo a ritornare su Saravallo, oggi è sole prenovina già sa una, poi un pacchetto cocolato, 30 batto al grado, la temperatura massima 21 gradi, la minima bene crasa, invece dobbiamo buscare chi coltiva pure però su 20% di probabilità, 30 batto al grado, temperatura massima 20 gradi, già minima. Incominciamo con un bello toccamento di laurea. Ecco qua, si è laureato Luca Pala, laurea magistrale in ingegneria gestionale sul Politecnico di Torino. Luca è il figlio del Battore Pala e Anna de Mela. Menzo laurea del buon profetto e menzo l'avanzamento a Luca, auguri Luca, bravo, veramente bravo questo pissocco. Uno pissocco de Remedio, complimenti e a Sasorre pure una piscina smattissima, brava. Bene, stasera vamos a appuntamento e vamos a appuntamento in Prasta di Raimondo Locco, Cadone, Associazione Culturale Svinnos, Comune di Bitti, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e il Tenore Romanzese, presenta l'inaugurazione del dipinto murale dedicato a Giorgiena, dirigente sindacale 1909-1985. Tutti insieme ascolteremo le poesie lette da Ivana Bandino, Giovanni Carro, Chiara Mameli, Giuseppe Massidda e Lucia Piras. Accompagnamento musicale Andrea Sanna e Tenore Romanzesu, questa è la versione in italiano dell'Università Custa, ma chiaramente ho preferito la versione in sardo, evidentemente ha più sbagliato ponendo Mazzine. Ecco qua, l'Associazione Culturale Sinnos, eccetera. La manifestazione del 23 luglio è il momento finale di un progetto di pittura murale costruito ed elaborato da Diego Asproni con il supporto dell'associazione Sinnos, l'appoggio dell'amministrazione comunale che ha sostenuto le spese e con la collaborazione artistica di Nando Sesti, Lorenzo Calzone, Mario Casu ed Elena Caggiu per la cultura e gli smalti di ceramica a poca distanza dal luogo dove il murale è stato studiato per dare il riconoscimento pubblico dell'impegno civile e politico di Giorgiena, dirigente sindacale comunista che assieme ai suoi compagni, dimoslo chi è, suoi compagni Albino Bernardini, Giogli Deledda, Tia Nudelogo, Giovanni De Tori, Battista Calvisi, Tonnedo Zori, Battore Mosio, Luigi Farri, Giosuè Bocco, Antoni Basile e altri hanno difeso i diritti dei contadini e dei braccianti. Il dipinto non solo documenta questo suo forte impegno, ma racconta anche della fine della guerra e della dittatura nazifascista e racconta della nascita della Repubblica in un nuovo tempo fatto di speranza e libertà, racconta della formazione delle cooperative agricole e della occupazione delle terre incolte che venivano coltivate a grano. La serata, con la partecipazione di familiari di Giorgiena, amministratori e dirigenti sindacali, è dedicata a rinforzare questa nostra memoria storica con Ivana Bandino, Giovanni Carlo, Chiara Mameli, Giuseppe Massidda e Lucia Piras impegnate nella lettura di poesie, con la partecipazione di Andrea Sanna
e il tenore romanzese, che cureranno il commento musicale. Il coordinamento della giornata è curato dall'Associazione Culturale Sinnos di Biti. È gradita la vostra speranza. Allora, poi BCTV a tasso spasente, però non io personalmente, che insomma va impegnato in Oristano in una questione molto importante riguardante la denuncia del supporto, supporto Santa Giusta, insomma, è di Oristano e quindi non si poteva mancare. Bilettare un sostituto, se non viene in tempo, ma spero pure di poter girare in tempo, insomma. Poi, macchine cronaca del evento. Ecco, no che però Zoidenne chi non mi ha trasmesso il giornale, quindi su prestanto chi siamo idenne questa cosa, sido che adesso un motivo che non mi ha fatto inviato il giornale e nel caso ritornano a inviare, gli diamo un pacco che adesso motivo, ribattono un motivo e se no lo stornamo a inviare, insomma, ecco. A chi mi prima a los inviare e chi non a cliccare sul motivo. Oh, motivo è ben tanto da quanto pare. No. Eh, un attimo, che lo inviamo e a chi mi prima a lo inviare che non a baitare che non ha funzionato. Ecco qua, comunque sono inviato, su quest'anno arrivano in tanti dimolo, scendi in campo, un giorno di sport e divertimento, sabato 26 luglio, BT, campo sportivo Pedro Burrai, start notte, torneo padel, torneo calcio barilla, panini, patate fritte, baracca, DJ, beste DJ set, Bore, bella, mio, questa cosa lì schifato veramente bene. Intanto i dimo si arrivano sul giornale, sì, mi pare che qualcuno sia già arrivato, vediamo scale, numero 2, no, ma aspettiamo, so già che lo so che dobbiamo cominciare dal suo numero 1. Ecco qua, non arrivano, efficienza di questa macchina. Allora, sul numero 2, come deve arrivare su 1, vediamo che è arrivata e se no che la domanda basta con i ritardi. Allora, ecco qua, sono arrivato pure sul numero 1. Cominciamo adesso 1, Intote Blue, la startup sarda che porta la longevità nel mondo. È tra le 10 italiane selezionate da Innovit per la promozione negli USA. In effetti non ho fatto leggere questo articolo, casa la fotografia vestita metta male e comunque sono startup che parte da questo studio della longevità in Sardegna, ma stiamo attenti, noi che dobbiamo pensare che in Sardegna la vita media sia più alta della Terueno, ergai, e schibata esempio particolare, insomma, del gente chi è arrivata a età metà longa, però poi mediamente, insomma, siamo rasciutta dessa media. Bene, andiamo da innanzi sperando che sia fotografato al mezzo, lei pensionato ritorna ai suoi pazienti. Il bando per il medico Val Deserto. Sergio Serra
risponde all'appello ASL. Da 2 anni gli utenti di Talana e Orzulei non potevano contare sull'assistenza di base. Sergio Serra era beatamente approdato in pensione dopo 42 anni di lavoro come medico. Originario di Talana, ma trapiantato a Tortolì, si è congedato il 30 ottobre scorso. Aveva mantenuto l'incarico fino al 31 dicembre, proprio per tamponare la carenza di colleghi. Un riposo meritato per chi come lui ha iniziato la professione ancora giovanissimo e prima di approdare nel 1992 ad Orsulei, nel 1998 l'apertura dell'ambulatorio a Talana, è stato ad Alà dei Sardi e ad Esterzini, fino a quando le sue due comunità non sono rimaste orfane del medico e Serra non ha voluto lasciare soli i suoi ex pazienti. Rispondendo alla chiamata di Sandro Rubio, direttore del distretto di Tortolì, mi dispiaceva lasciare i miei ex pazienti senza assistenza, dichiara il medico di 71 anni. Complimenti a Serra, bravo, veramente, veramente bravo Sergio Serra. Andiamo da innanzi, la domanda, basta con i ritardi, la dermatite si ferma con i vaccini. Il virologo, questa è la domanda, narrata focolai cresciuti a causa degli animali infetti non abbattuti. Certo, no, che tutta questa questione, quindi preparare una manifestazione contro l'abbattimento, l'intolatura adesso bestia infetta, ma a Saine io credo che non si applica su metodo peste suina difficilmente in Camusu a Bessire. L'epidemia di dermatite modulare dei bovini può essere eradicata nel giro di 1 o 2 mesi, ma solo a condizione che si agisca rapidamente ed in modo capillare. Non si devono ripetere con le vaccinazioni i ritardi e gli errori che si sono fatti con gli abbattimenti. L'allarme viene lanciato da Alberto Landomara, medico veterinario e virologo, ex direttore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna e responsabile per le malattie animali presso la Commissione europea. La sua analisi parte dai dati contenuti negli ultimi bollettini e arriva ad una conclusione. Il peggioramento dell'epidemia in Sardegna è avvenuto soprattutto negli ultimi 12 giorni. Dei 20 nuovi focolai, solo 2 non sono stati rilevati a Oranio, Rotelli e Uniferi, se si considera che i primi focolai in quella zona erano stati confermati a fine giugno e che il periodo di incubazione della malattia è generalmente dai 4 ai 14 giorni. E quindi tocca procedere a abbattimento, se no non si annata all'occhio. È chiaro che la scuola dispiace, però arrogante, no, voi maleducati, questo caratterino manca, assessora manca, scontro tra assessore e albergatori, Federalberghi e FIPE contro Manca. L'incontro sul bando finisce in rissa verbale. Ad attaccare per primi gli imprenditori, poi la dura replica dell'esponente 5 Stelle. Tutto pippere. Un incontro che doveva servire a migliorare l'attuazione del bando solare destinato ad incentivare l'occupazione nel turismo, si è trasformato in un caso politico innescando un acceso scontro tra Federalberghi e FIPE Sardegna da una parte e l'assessora regionale del lavoro Desiree Manca dall'altra. A dar fuoco alla miccia sono stati proprio gli imprenditori. Il presidente regionale e il vicepresidente nazionale di Federalberghi, Paolo Manca, non ha nascosto il proprio sconcerto. L'assessora ha abbandonato un incontro da lei convocato per ieri sera 21 luglio negli uffici dell'assessorato, rifiutando il confronto, lasciandosi andare a dichiarazioni irrispettose e fuori luogo per chi vorrebbe rappresentare le istituzioni di questa regione e andando via sbattendo la porta. Nella casa di tutti i lavoratori sardi
ci siamo sentiti davvero ospiti poco graditi. A stretto giro è arrivata la replica dell'assessora che ha definito le accuse una fantasiosa rappresentazione dei fatti accaduti nella serata di ieri. Manca ha rivendicato l'apertura dell'assessorato al confronto con tutti, ma ha fissato un limite chiaro. Non tolleriamo arroganza, maleducazione, accuse e pretese per singole categorie che vorrebbero essere privilegiate. Il pomo della discordia è il bando solare, predisposto proprio dall'assessorato al lavoro per sostenere le imprese e favorire l'occupazione di giovani under 35 e disoccupati over 35. Secondo Federalberghi e FIP il bando è arrivato già in ritardo con la pubblicazione avvenuta il 26 giugno e il click day fissato inizialmente per il 17-18 luglio in piena stagione turistica. Un bando, denunciano, che presenta innumerevoli criticità e incongruenze che sfociano in burocrazia e tempi dilatati. Le associazioni di categoria avevano chiesto un incontro previsto con l'assenza con l'assessora e avevano ottenuto l'8 luglio un primo confronto. Ci siamo visti, spiega Paolo Manca, e abbiamo riportato le difficoltà espresse dagli operatori chiedendo una proroga a settembre. L'assessora si è detta disponibile, ma nelle successive comunicazioni ufficiali il posticipo si è rivelato limitato a pochi giorni, con le nuove date fissate per il 23-24 luglio. Una presa in giro per tutti gli operatori, secondo Manca. La situazione è degenerata durante il nuovo incontro del 21 luglio, un incontro dall'esito inaspettato e spiacevole che non lascia spazio a dubbi sulla totale chiusura al dialogo, al confronto e all'ascolto. Attacca ancora Manca, che descrive così la scena. L'assessora ha avviato l'incontro con spirito accusatorio, per poi non accettare il confronto e terminare all'improvviso la riunione rifiutando di ascoltarci, perché qui siete a casa mia. E tamia besta anche la cara carche a culo e riservandoci un trattamento sgradevole in pieno stile casta. Certo, la casta che combattia nello spentastellato sono per vessati. Andiamo da innanzi, un premio per chi crede nell'isola perfetta agroalimentare auristano, la decima edizione del Sardinia Food Award, dedicati alle eccellenze, riconoscimenti per 92 aziende sarde alla conquista di nuovi mercati. Bene, 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 bene. Questo non sa che piegare mettere. Satta le accuse di Uras, vecchia politica. Uras è l'assessore in quota di progressisti, è stato attaccato dai Uras, cioè, ne peti la dimissione, ma questo le risponde che la sta dimite solo se vile un petiti, presidente della regione Todde. PD, assemblea sulle tensioni nel campo largo. In consiglio 2 interrogazioni sugli squilibri tra gli stipendi nelle ASL. Il problema esiste ancora, nonostante una delibera di giunta, la numero 52 del 28 dicembre 2024, che avrebbe dovuto porre fine alla disparità di salari tra i dipendenti delle varie aziende sanitarie sarde. Sono trascorsi 7 mesi e ancora i lavoratori del Brozzo e dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari continuano a guadagnare meno dei colleghi a parità di mansioni. Interrogazioni, eccetera, eccetera. Nel PD novità anche sul fronte dei partiti. Per sabato 26 a Tramazza alle ore 10:30 è convocata l'assemblea del Partito Democratico, un appuntamento atteso soprattutto per la scelta del nuovo segretario, ma all'ordine del giorno fissato dal presidente Giuseppe Meloni c'è solo la situazione politica regionale.
Incentivi per le nuove assunzioni, scontro tra albergatori e regione. L'amo già letto questo. Scintille al vertice con l'assessora al lavoro. Trattati come ospiti sgraditi. A Cagliari e boom dei breakfast, sono 2700. Strutture anche nei quartieri residenziali e periferici del capoluogo, cioè basta un, un sfainare dei bed and breakfast. Fino a pochi anni fa, in un posto meraviglioso come il Poetto, non esistevano strutture ricettive. Adesso, oltre ai diversi piccoli hotel che hanno continuato a nascere, sta crescendo, come in tutta la città e in tutta l'isola, l'extra alberghiero. Le strutture sono un centinaio, tanti che ci vivono, hanno ristrutturato e convertito, altri hanno acquistato per dare affitti brevi. Ma insomma, andiamo da innanzi e non cadiamo dermatite e scontro sugli abbattimenti decideranno i giudici. Le associazioni di categoria in regione, accordo pieno solo sul tax force e ristori, cioè solo su chi potene dare dei ripari, ma su adesso abbattimento non batta concordo. Andiamo da innanzi, droga dello stupro. A Nuoro i primi kit per trovare le sostanze, come hanno inventato questa cosa pure, questa droga che la gettano a sa bibita del salfemina, che non viene dal femmina, la scala e poi non comprende neppure nulla e la spotten fa che violenza che chi manco si rendono conto, insomma. La droga dello stupro è sempre più diffusa in tutto il territorio regionale. Seguiamo in media una ventina di donne all'anno vittime di questa problematica, ma il fenomeno è molto più ampio. L'allarme lanciato dalla coordinatrice del centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro, Luisanna Porco, che ieri mattina nei locali dell'assessorato regionale alla sanità ha presentato il progetto Shake di Drink. Per la prima volta in Italia un centro antiviolenza distribuirà gratuitamente test rapidi in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nelle bevande potenzialmente alterate da malintenzionati in un locale o in una discoteca. Nel mondo anglosassone questi test sono ampiamente diffusi e riconosciuti dalla polizia come utili strumenti di contrasto alla violenza, mentre nel nostro paese fino a ieri non è mai stato attivato un sistema di distribuzione capillare. I primi in Italia sarà Nuoro, quindi la città pioniera grazie alla collaborazione tra le società di diagnostica Vodel Medical che ha realizzato e fornito gratuitamente i primi test, e Onda Rosa, nella cui sede sono già ritirabili i kit in completo anonimato. Oh, insomma, non tocca desiderare manchi nulla. Andiamo da innanzi, giovani e studenti in fuga dalla Sardegna, aumentano gli emigrati in altre regioni o all'estero, a caccia di opportunità lavorative. Il CNA narra il nostro tessuto produttivo non riesce ad accogliere specializzazioni medio-alte. Ed è vero, ed è vero, ed è vero. Negli ultimi anni sempre più giovani laureati sardi sono emigrati in cerca di nuove opportunità lavorative per via di un mercato del lavoro regionale che li penalizza in termini di precarietà, stagionalità della domanda, bassa propensione ad assorbire figure professionali qualificate. Del fenomeno si è occupato il centro studi di CNA Sardegna, che rielaborando i dati Istat e le ultime indagini condotte dal consorzio Alma Laurea ha realizzato un approfondito report. I numeri dallo studio emerge che nella media nel periodo 2019-2022 il saldo migratorio negativo dei giovani laureati
sardi con età compresa tra 25 e 39 anni che migrano in cerca di opportunità lavorative in altre regioni italiane o all'estero si è attestato di poco al di sotto di 16 residenti per 1000 abitanti nella stessa classe. Oiaia, 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 male, 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 male. Vabbè, poi non so che non bighina, non è manco. La fame uccide quanto il fuoco israeliano. Siamo in politica internazionale, purtroppo in questa mala sorte che veste in Palestina, mala sorte che erfita naturalmente, da chi è lo scherzo di sperdere, poi si riscollire la terra, che in cui è, cioè sperdere un popolo, poi si collire la terra. Non solo lo sono intolanne, sperdenne, a buselata e a cannonata, ma pure lasciandolo morire da sagani. Polemica alla Camera per il premio Italia. Israele ha assegnato a Salvini, potete dire, a Salvini pure bisogna assegnare premio, posso amore di Dio. In Siria immagini orribili sulle atrocità compiute contro i drusi, nonché pure una guerra del tipo tribale è stato legato all'assedio da miliziani filogovernativi siriani ed è stato bruciato vivo del religioso druso siriano, rimangono solo le caviglie e i piedi con i sandali ancora indosso che non sono stati carbonizzati, così come è intata la sua foto incorniciata che lo ritrae con il tradizionale turbante bianco dei dignitari drusi. È solo uno dei quadri della galleria degli orrori proveniente dalla Sveida, capoluogo meridionale, teatro di sanguinosi scontri senza precedenti negli ultimi decenni tra miliziani drusi arroccati a difendere la città e i suoi dintorni e forze tribali sunnite ausiliari delle forze governative intervenute per ristabilire l'ordine e proteggere i civili. Poteschi, chissà non lo sono proteggendo. Gli USA abbandonano l'UNESCO. Non è nell'interesse nazionale. Donald Trump continua a picconare le organizzazioni internazionali, rimodellando la diplomazia statunitense in nome dell'America First. La sua amministrazione ha annunciato che si ritirerà nuovamente dall'UNESCO. L'Agenzia Culturale delle Nazioni Unite lo aveva già fatto nel 2018 prima che Joe Biden decidesse il rientro degli USA, anche per timore che la Cina colmasse il vuoto lasciato da Washington. Le motivazioni sono analoghe. L'agenzia promuove un'agenzia woke e woke è un tipo di cultura che esalta la disparità e difende che insomma non popolo attaccato. Woke è anti-israeliana. Il coinvolgimento degli Stati Uniti non è nell'interesse nazionale. Vabbè. Che in cui stiamo sterminato si teneva de oie e non damo l'appuntamento torna a crash. No, ponimos la sigla de tancatura però, un attimo che no, che non che l'amo sperdita, eccola qua. Inizio vedere è buona di a tutto e vi TV.